Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parliamo di una mia personale idea per rilanciare l'economia. Viviamo in un'epoca in cui l'edilizia, cioè quel settore che si impegna a costruire edifici, è in forte difficoltà. In particolare la crisi dell'edilizia è strettamente legata alla crisi del settore immobiliare. E questo perché? Perché ci sono meno persone disposte a comprare casa. Detto in altri termini, le persone sembra che cerchino di stare più possibile in affitto e non di comprare una casa, probabilmente perché non se la possono permettere in questo momento. C'è anche da dire che la popolazione non sta aumentando più di tanto e soprattutto sta aumentando per via dei flussi migratori ultimamente, sicuramente non perché facciamo più figli del solito. E questo è un grave problema perché, essendoci meno giovani, ci sono meno persone disposte a cercare una casa. Quindi questo è il quadro, l'edilizia attualmente è alle corde. In questa prospettiva però si possono comunque trovare delle soluzioni per rilanciare il settore. Come abbiamo detto, il problema dell'edilizia attualmente è il mercato immobiliare, sempre meno persone sono disposte a comprare casa. Tenete conto però che l'edilizia non è solo costruire case, ci sono anche strade, ponti, altri tipi di edifici che non siano abitativi. In questa prospettiva, tra le varie cose che si possono costruire, ci sono gli stadi. Per quale motivo oggi voglio parlare proprio degli stadi? Essenzialmente perché i dati degli scorsi anni ci possono dire che questo è un settore che può crescere tantissimo. E attenzione, non pensate allo stadio solo come edificio dove si tengono manifestazioni sportive come le partite di calcio. Negli stadi si fanno anche i concerti, ad esempio. I numeri ci dicono che le persone apprezzano sempre di più questi luoghi. Contrariamente a quanto si pensa, non è vero che le persone vanno sempre meno allo stadio. Anzi, tutt'altro, dopo qualche anno di effettivo calo, adesso c'è una crescita spaventosa. Più di 9 milioni e mezzo di italiani lo scorso anno, solo per la Serie A, sono andati a vedere almeno una volta allo stadio una partita. Contate che il prezzo medio per andare allo stadio è di circa 69 euro, prezzo che si alza di parecchio se si scelgono le zone VIP dello stadio. Più di 9 milioni e mezzo di persone, circa 69 euro, facciamo un rapido conto, è più di mezzo miliardo di euro incassati. E tenete sempre conto che stiamo parlando solo della Serie A. Per farvi capire quanto questi numeri siano alti anche per la musica, il concerto di Ed Sheeran tenuto a San Siro ha fatturato più di 3 milioni di euro. Sono numeri impressionanti che possono crescere e quasi sicuramente cresceranno. Tutto però è frenato da un grande problema italiano, cioè le strutture inadeguate. In alcuni casi parliamo proprio di strutture fatiscenti, stadi dell'anteguerra che sono stati ritoccati qui e lì ma non sono mai stati realmente ammodernati. E soprattutto in pochissimi si sono spinti a costruirne di nuovi. Questo ovviamente perché costruire uno stadio costa tantissimo. In pochi ci scommettono e soprattutto non lo fanno solitamente i privati. Ed è lì secondo me la chiave, che in Italia gli stadi sono quasi tutti gestiti dai comuni. Per darvi un'idea, la prima società calcistica a possedere un proprio stadio non comunale è stata la Reggiana nel 1994. L'allora Stadio Giglio oggi è di proprietà della Mapei, un colosso mondiale nel settore delle costruzioni edilizie, che infatti ora si chiama Mapei Stadium. Oltre a questo però ci sono solo altri 4 stadi di proprietà di privati, e sono quelli di Udine, Frosinone, Bergamo e ovviamente l'Allianz Stadium della Juventus. Ora che abbiamo visto gli aspetti positivi e meno positivi degli stadi, andiamo a vedere che cosa si può realmente fare in Italia. L'Osservatorio sulla sostenibilità e sulla sicurezza ha determinato che ci vorranno 2,5 miliardi di euro per rifare tutti gli stadi italiani, una spesa effettivamente ingente. Al tempo stesso sarebbe un investimento perché darebbe da lavorare a 2600 persone. Non solo, ma lo stesso osservatorio ha anche stabilito che i benefici per questa operazione sarebbero di 9 miliardi di euro. Sono numeri non indifferenti. A questo punto però mi sento di aggiungere un piccolo altro dettaglio che spesso la gente dimentica. Uno stadio ben costruito restituisce lustro a una città, soprattutto quelle medio-piccole. Anche perché in questo campo esiste il turismo di chi in ogni città che visita va a vedere lo stadio. Per molte persone potrà sembrare strano, ma ci sono dei musei spesso dentro gli stadi. Il Santiago Bernabéu di Madrid, ad esempio, per citarne uno e basta, fa dei numeri esorbitanti, 1,2 milioni di visitatori l'anno. Quindi per favore ammoderniamo gli stadi, costruiamone di nuovi, curiamo il nostro patrimonio. L'Italia è un paese che vive di turismo, ma per poterlo fare bisogna curare il proprio patrimonio e se possibile aumentarlo. E penso che questo genere di investimenti andrebbe sicuramente in quella direzione.
Bene, spero di essere stato più chiaro possibile, anche questo video è giunto al termine. Io vi invito a lasciare like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con dei video molto belli, quindi andate a guardarli.